Amici bellini, oggi è una giornata un po' triste per il calcio in generale e lo dobbiamo salutare, lo merita Sinisa, e contemporaneamente c'è questo valzer di Terzini, Sampdoria, Sinisa Mihajlovic, insomma comincia. Allora, sbloccate sto cacchio di algoritmo, perché lo so che vi iscrivetevi a Raffica, ecco, iscrivetevi di nuovo, fatevi un altro account, iscrivetevi. Sarebbe carino, ecco, arrivare a 15.000, perché siamo lì, mancano un centinaio di iscritti. Per la fine dell'anno ce la facciamo? È un obiettivo, gli obiettivi si raggiungono o meno, l'importante però è fare di tutto per provarci. E la Mendy se l'aveva detto, è capace che dobbiamo dargli atto e siamo pronti a farlo, perché in questo caso faremo di tutto per vincere lo scudetto. Spalletti che fa la faccia dice voglio proprio vedere, tu la butti là così e poi dopo tocca tutto a me. In effetti tocca a lui gestire una rosa che si sta rinfoltendo anche di seconde linee importanti, e a questo punto gliene diamo atto. E se avevamo individuato, se il Napoli sta facendo bene, qualche defiance in qualche giocatore che non toglie respiro a quelli che devono giocare tutte le partite, allora noi ci togliamo il cappello e apprezziamo le intenzioni, perlomeno. Ovviamente, prima di parlare di questo scambio di calciomercato di cui ci parla Di Marzio, quindi ci vogliamo fidare, un saluto a Sinisa Mihajlovic. Sinisa, poi certi personaggi quando sono iconici anche a partire dal nome, cioè se tu dici Sinisa ce n'è uno solo ed è lui, e quindi quei personaggi che li puoi chiamare anche per nome e sai già di chi si tratta. Per tutti noi, insomma, della vecchia guardia, siamo un pochino più esperti, diciamo, dolori dappertutto, te li senti gli anni? Sì. Per i più giovani, ecco, ricordiamo chi era Sinisa, non tanto Sinisa l'allenatore, che ne ha allenate tante ed è stato un personaggio in tutte le squadre che ha allenato senza perdere mai la propria identità. E infatti vedete, lui comincia come assistente, come secondo coach nell'Inter, poi col Bologna, col Catania, con la Fiorentina, con la Serbia, Sampdoria, Milan, Torino, una breve parentesi allo Sporting e poi ancora al Bologna nelle ultime 3 annate, e poi purtroppo non ce l'ha fatta. Però è come giocatore che Sinisa era ancora più straordinario, e noi della vecchia guardia ce lo ricordiamo specialmente per i suoi calci di punizione. Dirò una cosa banale per quelli che seguivano il calcio di una volta, ma per i più piccoli che magari non lo sanno, per i giovani tifosi, cercatevi su YouTube le punizioni di Sinisa Mihajlovic. Uno di quelli, io per esempio i primissimi fantacalci, io mi dovevo prendere Sinisa Mihajlovic, non aveva importanza tutto il resto, Mihajlovic doveva stare nella mia squadra in difesa, perché quando arrivava un calcio di punizione per la sua squadra bisognava tremare, e più era lontano il pallone meglio era per lui, perché poteva scatenare questo calcio che non era a giro, sai, la famosa foglia morta, che tu fai un giro bello morbido, no, lui tirava delle bombe che però comunque erano curling, erano comunque a girare, fortissime, tant'è vero che c'è stato uno studio, credo della sua nazionale, si parlava di 160 km all'ora, una roba incredibile. E va sottolineato, ne parlavamo con gli amici abbonati e anche con Guido Gentile, che erano dei palloni diversi da quelli di adesso, belli morbidini, erano dei palloni tremendi, e anche le scarpe non erano le scarpe di adesso, quindi un coefficiente di difficoltà ancora più alto. E Mihajlovic lo vedete nelle statistiche, ovviamente arriva alla Roma, e alla Roma è terzino di fascia, va su e giù. Poi dopo con l'età, soprattutto alla Lazio, se non ricordo male, era più un centrale, poteva giocare per esempio idealmente anche in una difesa a 3 come centrale di sinistra alla Lazio e all'Inter. Vedete che dopo un gol con la Roma, dopo già nella Sampdoria sale
è a 12 gol in 110 partite, nella Lazio addirittura 20 gol in 126 partite, insomma ogni 6 partite Mihajlovic un gol te lo doveva fare. Mica è poco per un difensore, e poi anche 5 gol in 25 presenze con l'Inter, quindi veramente una ogni 5. Andava migliorando il suo score e continua ad avere uno dei, questa è una curiosità, i giocatori in Serie A con più calci di punizione segnati, con 28 gol su calcio di punizione, una roba incredibile. Questo però per sfizio, è uno sfizio, se lo contende con Pirlo. Vedete che qua dice 26 Pirlo e c'è questa nota, questa notina, che se voi ci cliccate sopra, according to several sources, insomma praticamente secondo alcuni giornali e cose varie, Pirlo ne ha fatti anche lui 28, 2 in più. Facciamo battute che non significano niente, però 2 in più perché ci sono stati un paio di punizioni di Pirlo che sono contestate se sono autogol o meno. Voi ve le potete andare a cercare perché si trovano, io non ve lo posso far vedere perché non ho i diritti della Serie A, ma si trovano le 2 partite incriminate. Il primo calcio di punizione lui era alla Regina e quindi qua lo dice proprio, in Verona Regina 1-1, si trova, andatevela a cercare, andatevi a vedere se quelle autogol o no, per sfizio. E ovviamente è una di quelle cose dove la palla sbatte sulla traversa, il portiere è in volo, gli rimbalza sulla schiena e finisce in porta. Per me quello è autogol tutta la vita, non è una deviazione che già stava andando in porta. La palla è andata sulla traversa, non è andata in porta e stava andando dietro verso di nuovo l'area piccola e quindi non stava andando in porta. Se il portiere la prende con la schiena è sfortuna del portiere, bravo Pirlo ad aver preso la porta con la traversa. E la stessa cosa avviene in Juventus Cagliari 3-0. Quindi queste risorse, queste fonti che parlano di Pirlo a 28 gol onestamente lasciano il tempo che trovano, e quindi per me rimane Sinisa Mihajlovic con 28 gol il detentore di questo piccolo trofeo, piccola soddisfazione. Poi c'è Del Piero, Baggio, Totti, Zola, Pjanic, Maradona, Chiesa, Platini e Recoba. Giocatori nuovi non ne vediamo, giocatori di oggi non ci stanno, non lo so se poi ne nasceranno e qualcuno così, ma in attività non c'è nessuno, è una roba. Chiesa è Enrico Chiesa, non Federico. Insomma, questo anche per dire la solita cosa che dico io, che la qualità del calcio è un po' scesa. Ci siamo fissati con la fisicità, che è una cosa importante. Perché le squadre che ti fanno muro e giocano a falli e giocano a calci li devi contrastare anche con la fisicità. Però si sta perdendo un po' di qualità, questo secondo me bisogna ammetterlo, anche guardando i mondiali che dovrebbero essere l'espressione massima delle capacità dei giocatori singoli, più che della tattica, perché gli allenatori delle nazionali non hanno molto tempo per preparare cose strane, e lì dovresti vedere la bellezza. E a parte qualche alieno, qualche mostro che vediamo, come Messi, come Mbappé, come lo stesso Ronaldo all'epoca, non adesso, perché adesso è finito. Però io vedo giocatori che hanno difficoltà a stoppare un pallone, vedo gente che non tecnicamente, Modric, ecco, citiamo Modric, ma vedo gente che tecnicamente sta a piezza. Perché si punta sulla fisicità, e se trovi il ragazzone lo metti in campo anche se non tocca bene il pallone. Un altro esempio che mi viene da dire è Skriniar. Pare che insomma l'Inter gli ha offerto un rinnovo da 6 milioni, o il Paris Saint-Germain si sta ancora pressando. Skriniar è un giocatore tutto storto che veramente si muove male esteticamente, però è estremamente efficace, e quindi questo è quanto. È bella sta pagina di Wikipedia dove ci sono tutte le possibili statistiche sul campionato italiano. Vedete, Totti, Baggio, Del Piero, Savoldi, Signori, Immobile, Quagliarella, Zapata. È bella, vi potete divertire. Come si chiama? Vediamo un po' così, perché ci sono tutte le cose. Football Record and Statistic in Italy. Ma torniamo a noi, perché velocemente noi dobbiamo solamente commentarla una notizia, ma pare, perché parrebbe, e ce lo dice Di Marzio, leggiamo insieme, è stato definito lo scambio sull'asse Napoli e Genoa a sponda blu cerchiata. Zanoli andrà alla Sampdoria in prestito secco, mentre da Spalletti arriverà Berezinski in prestito con diritto di riscatto. Nell'operazione coinvolto anche Nikita Contini, che dunque torna a Napoli come terzo portiere con Sirigu che rimane. E di Nikita Contini, come voi sapete bene, se ne dice un gran bene, si
diceva un gran bene all'epoca e se ne dice ancora un gran bene adesso. Forse la speranza del Napoli quando l'hanno mandato alla Sampdoria era di vedere un Contini titolare che potesse crescere, perché doveva giocare. Contini ha dimostrato di avere personalità e di avere buoni mezzi tecnici. Quando adesso il Napoli, non essendo sicuro di Sirigu, perché non si capisce se Sirigu è coinvolto in questa cosa, potrebbe poi Sirigu essere smistato, parrebbe che la Salernitana effettivamente abbia chiesto notizie, si è parlato del Los Angeles in America, ma insomma Sirigu, noi dicevamo a Totoro non ce lo siamo ritrovati perché è spesso infortunato e quindi non potevamo rimanere solamente con Meret e Marfella, onestamente. E questa è un'operazione che mi piace tantissimo, perché vuol dire che ti vuoi prendere uno un po' più affidabile e mica è male. Perché vuoi stare sicuro che se capita il raffreddore, e lo sappiamo che Meret, anche lui con gli infortuni molto spesso è incline a qualche infortunio di troppo, devi essere tranquillo, come devi essere tranquillo anche sulla fascia, perché Di Lorenzo il robot, Di Lorenzo che le può giocare tutte, Di Lorenzo bla 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 bla, ad un certo punto anche lui dovrà rifiatare, e non so se Spalletti con Beresischi farà un discorso. Io ve l'ho detto, secondo me Beresischi non vale Oliveira con Mario Rui, dove praticamente Spalletti piano piano dà più minutaggio a Oliveira, si fida, e Oliveira come terzino che ha più fisicità, si butta anche dentro, ti può difendere, non ha magari il piedino fatato del professore di Mario Rui, però fa il suo lavoro benissimo e sta comunque performando alla grande. Non lo so se Beresischi vale Oliveira, sinceramente, però è un giocatore che conosce la Serie A, che ha più esperienza, un giocatore che gioca nella sua nazionale, quindi rispetto a Zanoli potrebbe garantire un po' più di tranquillità nel momento in cui, che ne so, vuoi fare un po' di turnover in Coppa Italia, può capitare 40 partite tutte insieme e se lo deve fare uno starnutino anche di Lorenzo, a quel punto sei Beresischi. Non è un fulmine di guerra per quanto mi riguarda, ma l'ho visto poco, lo giudicheremo se questo affare si farà ufficiale appena arriverà al Napoli. Molto bene, domani ci dovrebbe essere questa amichevole, si parla di allertamento, non lo so, vedremo, quindi voi vi iscrivete al canale, lasciate i like che vi siete dimenticati. Salutiamo Sinisa, che tra le altre cose aveva anche detto che gli piacciono i napoletani, che gli piacevano i napoletani, che non aveva nulla a che fare, ma ci sente come popolo vicino al suo modo di essere, e che se la doveva vincere qualcuno lo scudetto gli piacerebbe che lo vincesse il Napoli. L'ha detto più di una volta, non si è nascosto, perché è uno di quei personaggi anche un po' alla Gattuso, non parla il calcese e dice quello che pensa, lo ha sempre fatto. Uno che si fermava con i suoi giocatori a fare gli allenamenti sui calci di punizione, dava qualcosa in più in un calcio che molto spesso non ci piace per delle cose, le simulazioni, la finta. Sinisa Mihajlovic era uno di quelli che ci riconcilia con un calcio di altri tempi. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Se questa operazione si fa, io sono molto contento e faccio i complimenti al Napoli. Zanoli va in prestito secco, quindi ci credi ancora, speriamo di vederlo giocare anche in una squadra in difficoltà. Questo potrebbe essere una cosa così, potrebbe bruciarsi in una squadra dove giocano male, però almeno fai un po' di esperienza di campo anche nelle difficoltà, potrebbe essere importante. Ti prendi Beresischi, ti prendi Contini e vediamo Sirigu che vuole fare. Se no, io già con Meret e Contini non è che sto proprio preoccupatissimo, si può fare. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.